vorrei chiedere a una mamma che è arrivata qui con i suoi bambini qual è l'importanza del disegno per la crescita dei suoi figli. Il disegno è importante perché aiuta la creatività e poi dà forma anche delle immagini che loro rappresentano. Quindi secondo me è molto importante il disegno. È uno sfogo della loro fantasia. Siamo in compagnia di un giovane papà che ha accompagnato la figlia a questo momento con Nicoletta Costa, l'illustratrice, che sta insegnando come disegnare, l'importanza del tratto e l'importanza del colore. Ecco, per sua figlia quanto è importante il disegno? Molto, perché passa molto del suo tempo a disegnare, il tempo libero che ha lo occupa così, insomma, disegnando. Ecco, e chiede aiuto al papà eventualmente? Ma devo dire che ha raggiunto un buon grado di autonomia e quindi però chiede conferme oppure chiede anche consigli delle volte, ecco, sì, al papà o alla mamma, insomma. Ma ci sono delle curiosità in questo posto, un po' guardandosi intorno, insomma, l'occhio cade qua e là. Per esempio qui, come mai questi oggetti sono tutti scomposti? Me lo spiegate? Sì, sono tutti scomposti perché è un progetto di questa rivista che si chiama Officina e che sulla quarta di copertina sceglie, proprio in base anche ai temi che affronta, di scomporre oggetti anche in disuso. Questo ad esempio era il numero dedicato al tema dell'imitazione e questo, se lo riconoscete, in realtà è un vecchio scanner che adesso insomma non si utilizzano più. Qua ad esempio ci sono tutti i semi invece quando abbiamo affrontato il tema della natura. Ok, grazie, grazie.
Ed ecco un signore che prima aveva un computer super moderno e che pare avere veramente il libro più antico. Ce ne parla un po', che cos'è questo libro? Beh, è la prima edizione illustrata della Divina Commedia, in realtà una ristampa anastatica, cioè una riproduzione fedele all'originale. Questo è il primo volume, i volumi sono 3, Inferno, Paradiso e Purgatorio in mezzo. Grazie, ce la fa vedere dentro così per curiosità? Una volta bisogna aprire il libro con attenzione. Lo stampatore Bonino de Boninis, italianizzato, era in realtà un croato, Dobrida Dobric. La stampa è naturalmente numerata e questa è la prima pagina. Qui si legge nel mezzo del cammin di nostra vita con un commento che direi farebbe probabilmente poco piacere agli studenti attuali, visto che non piacciono commenti così lunghi alla Divina Commedia. Ecco, qui solo per i primi versi vedete che il commento continua. Scusa, ma il commento chi lo faceva? Questo qui è un famosissimo commento, è di Cristoforo Landino, che era già stato riprodotto in altre edizioni. In questa edizione è stato ripreso perché era un commento in quel momento famoso e soprattutto perché il commento è stato arricchito da 68 xilografie a colori.